prima giornata di ritorno del girone C della C2 e il Palla Tarquini ha messo il suo verdetto tra Amminuovi e Minturno, seconda e terza della classifica, è finito 3-3. Pareggio, Alessio, che a voi forse serve a ben poco. Bene sì, però da come si era messa la partita, perdere altri 3 punti ulteriori sarebbe stata proprio finita per recuperare il secondo posto, però il pareggio sta stretto, però come si era messa la partita, come dicevo, va più che bene, perché abbiamo la parata del portiere, all'ultimo grosso miracolo, potevamo vincerla, però va bene così. Ho capito, adesso però avete alla terza giornata di ritorno avrete il Castelfontana, prima però attenzione a non distarvi perché avrete il Velletri. A Velletri, come ben detto, sono tutti ragazzi giovani, all'andata ci si è messa bene, abbiamo vinto facile, però il ritorno non sarà così perché in casa loro sono molto bravi, hanno messo in difficoltà grosse squadre di questo girone. Come dicevo, sono tutti ragazzi ben allenati, corrono tanto, speriamo di andare a fare i 3 punti in casa del Velletri. Poi il Castelfontana, come sappiamo, giocheremo con dente avvelenato perché... Ma forse è l'ultima occasione proprio per aprire. Ma non tanto per l'occasione, è per gli 8-2 che abbiamo preso all'andata che ci vogliamo rifare assolutamente. Siamo adesso in compagnia con il presidente del Minturno, il signor Di Ciascio, al quale chiediamo subito un commento a caldo. Questo pareggio forse è servito più a voi che all'Anninovi, quantomeno per tenere le distanze. Ma veramente non è che ci serve il pareggio, ci serviva la vittoria, non so neanche che cosa ha fatto il Castelfontana. Ho dichiarato che era una partita difficile proprio a voi in settimana. Siamo venuti qua per fare la nostra partita, l'abbiamo fatta, abbiamo creato molte palle gol, non abbiamo concretizzato più di quello che abbiamo creato, quindi pertanto il Ciampino è stato bravo perché è una grande squadra e comunque ha messo dentro le palle gol che gli servivano ed è stato più cinico di noi, quindi pertanto il risultato va bene così, l'accetto e faccio i complimenti ai miei ragazzi e anche al Ciampino, insomma, quindi sperando che sto Ciampino ci fermi c'è qualche rammarico, quindi potevate fare qualcosa in più. Per quello che avevamo creato forse potevamo finalizzare di più, loro, ripeto, sono stati più bravi a finalizzare le poche occasioni che hanno avuto. Prossimo turno il derby, la squadra è pronta, carica, quindi è una partita da prendere con le molle perché sono sempre gare con una storia a sé. Sì, è il derby, poi all'andata vinciamo 3-1, abbiamo perso, quindi figuriamoci se non stiamo attenti proprio in questa partita. Oggi mancava Lucas, che è andato in Brasile per le vacanze di Natale, non ha fatto in tempo a tornare, quindi giovedì rientrerà anche Lucas Ribeiro e saremo al completo, quindi penso che non ci saranno problemi, spero. La concentrazione c'è, i ragazzi hanno fatto un'ottima gara oggi, la faranno anche sabato.